per questo passaggio di consegne che è avvenuto proprio qui al Salone, questo passaggio. La settima edizione del Salone Nautico all'Arsenale, impreziosita dal coro della Fenice, sarà ricordata anche per il passaggio simbolico di testimone tra il sindaco uscente Luigi Brugnaro e il neosindaco Simone Venturini alla sua prima uscita ufficiale, davanti al presidente del Senato La Russa e il governatore Stefani. Un primo passaggio di consegna informale con l'impegno di portare avanti questa straordinaria manifestazione, non come Venezia soli, ma insieme anche alla Regione del Veneto, tutti gli amici, la Marina Militare, il Governo Nazionale, gli sponsor, Confindustria, la Camera di Commercio. È davvero una festa della città e della Regione. Con totale sincerità, io ho dovuto battagliare per mettere il suo nome. Io ho detto, qualcuno voleva mettere un nome di un partito, ho detto non esiste. Questa città non è in grado, non accetterà mai un nome di un partito calato dall'alto. Puntualmente a sinistra che ha fatto questo, proprio un classico. Ho dovuto convincere Simone a rischiare, per cui un applauso doppio a un ragazzo che ha messo tutta la sua vita nelle vostre mani. Io ho imparato da lui. Lui era già in politica, lui è più politico di me, sarà una gestione diversa, sarà la gestione Simone. Io domani mi tolgo la fascia e sarà lui. Andate a domandare a lui. I pregi, i difetti, i problemi, i difetti sono roba sua. Per cui insomma, se mi chiamerà per consigli, eccetera, noi saremo io a disposizione sua, però farò la mia vita. Sempre che non accetti l'offerta di un posto a Roma dal presidente del Senato. Giornata meravigliosa, ho avuto l'onore di esserci praticamente all'ultimo giorno di Luigi e il primo praticamente di Simone, una vittoria che meritano e che spero porti Venezia ancora più in alto. Venezia quest'anno è tornata in Serie A nel calcio, ma è rimasta in Serie A nella politica. Complimenti. Difficile per Brugnaro trattenere le lacrime in un momento per lui così significativo dopo 11 anni da sindaco e all'inaugurazione del Salone Nautico da lui fortemente voluta. Luigi ha fatto tanto per questo salone, tanto per questa città e ovviamente sarà una risorsa in termini di idee e di consigli. Io davvero voglio essere un sindaco che ascolta molto anche chi ha fatto esperienza prima di me e anche altri sindaci che in precedenza hanno ricoperto questo ruolo saranno da me interpellati davvero su tanti fronti. L'idea è sempre di più ascoltare quante più idee possibili e, come diceva San Paolo, proviamo tutto e teniamo ciò che è buono. I giovani oggi possono dare una marcia in più se hanno anche la capacità di ascoltare chi ha fatto esperienza prima di loro. Siamo un paese che invecchia e su questo però ecco, il tema dell'invecchiamento anagrafico a questo tema deve corrispondere con grande impegno per le nuove generazioni, che io ho